Nome e cognome. Allora, Bacchetta Enzo, Anno di nascita. 12 marzo 1956, Il reparto in cui hai svolto il servizio militare. gruppo artiglieria da montagna Pinerolo, a Susa, brigata alpina taurinense, poi trasferito alla fanfara alpina della brigata taurinense. Luogo di residenza al momento del terremoto. Residievo a Bagnonzino, come tuttora. Gruppo alpini di appartenenza. Io appartengo al gruppo alpini di Bagnonzino, della sezione di Domodossola. Perfetto. Allora, cosa ricordi della sera del 6 maggio del 1976? Cosa stavi facendo in quel momento e quale era il tuo lavoro? Ma allora io in quel momento facevo tutt'altro lavoro di quello che faccio oggi, ero un parrucchiere, facevo il barbiere e poi allora le notizie erano scarne perché non ci sono i sistemi di informazione che ci sono oggi, a quei tempi si sentiva solo per radio, forse credo che non avevamo neanche la televisione in casa. E mi ricordo che si era sentito parlare di questo terremoto, ma con i sistemi di informazione di allora non eri così coinvolto come potevi essere coinvolto il giorno d'oggi. Avevi già una famiglia e come accolsero la tua scelta di andare ad aiutare in Friuli? Ma allora io ero con i miei genitori, allora logicamente ero un giovane ragazzo di 19 anni e appartenevo già comunque a una famiglia storicamente di alpini perché dai miei nonni e mio padre e tutta la famiglia appartenevano comunque al gruppo alpini di Bagnonzino e quindi quando poi istintivamente abbiamo sentito parlare che la sezione di Domodossola voleva organizzare dei soccorsi, io non ci ho neanche pensato un momento a partecipare, anzi speravo di poterci andare e assolutamente con l'approvazione massima dei miei genitori che erano entusiasti che io potessi andare. Nel cantiere di quale paese sei andato a lavorare? Con te c'erano i tuoi compaesani e amici? Sì, sono stato assegnato al cantiere 9 di Cavazzo Carnico perché il motivo per cui è stato organizzato dalla sezione di Domodossola. Allora mi ricordo in particolare il cavalier Barbieri, Alessandro Barbieri, che faceva parte della sezione, che è lui che è stato il tramite per organizzare questa cosa ai tempi in cui il presidente della sezione era Gianfranco Polli. E quindi, visto che la sezione stava organizzando questa cosa, noi siamo andati dove siamo stati assegnati. Con me c'erano sì altri miei paesani, sia di Bagno, del mio paese dove abito io, altri paesani di Calasca e della Valle Anzasca. Che ricordi hai di quei giorni in una zona tanto devastata? Che sentimenti provavi mentre lavoravi e quanto incidevano questi sentimenti sull'impegno e la fatica fisica? Ma allora, i ricordi sono quando ci stavamo avvicinando con il pulmino dalla pianura, guardando su verso le montagne, si vedevano le montagne carniche e in pianura logicamente non c'era nessun segno della devastazione e quindi non ti rendevi neanche conto e la tua immaginazione si lasciava andare a chissà cosa si sarebbe trovato lassù. Tra l'altro avevamo anche una particolare ricordo, pensiero, perché lì c'era, su quelle montagne lì c'era un nostro compaesano, allora Sandro Bonfadini, che era là a fare il militare, quello che oggi è il nostro capogruppo ed è il vicepresidente della sezione di Domodossola. E quindi pensavamo anche a lui e a quello che avrebbe potuto passare. La cosa che mi ricordo benissimo è il primo paese dove siamo arrivati che abbiamo cominciato a vedere le devastazioni, è una cosa che sembrava surreale perché vedevi, mi ricordo di condomini tutti completamente piegati su se stessi, e, vedevi delle cose, non è come oggi che la televisione o i social ti fanno vedere le immagini e capisci, quel tempo lì ti sei trovato di fronte a delle immagini nude e crude che erano qualcosa di incredibile. E poi pian piano ci siamo avvicinati a Cavazzo Carnico, ricordo che salendo verso le montagne
vedevi delle grosse frane sopra i paesi che erano cadute sui paesi stessi, e quindi vedevi i paesi scoscesi sulle montagne dove c'erano soltanto dei resti. Era una cosa veramente irreale. E per il resto, quando siamo arrivati a Cavazzo Carnico, una delle cose che mi ricordo intanto era il caldo tremendo che c'era in quel periodo lì, che era veramente potente. In quanto alla fatica, sì, era faticosissimo, però intanto a 20 anni la sopportavi comunque bene. Poi eri talmente preso da questa tragedia che non pensavi certamente alla fatica, alla fame, alla sete. E per quanto riguarda i friulani mi ricordo soprattutto di una cosa: sono stati sì molto accoglienti e disponibili, ma nello stesso tempo non erano né piagnucoloni, né piangevano su se stesso, né si piangevano addosso. Erano molto molto orgogliosi, non erano lì a guardare gli altri che lavoravano, ma erano loro stessi i primi a lavorare e a chiedere e a accettare volentieri il tuo aiuto. Era un'esperienza molto positiva. E c'è un ricordo indelebile che non mi sono mai cancellato da addosso, penso che me lo porterò fino alla tomba. Eravamo su un trattore che stavamo viaggiando. A un certo punto vedo una donna anziana tutta vestita di nero, completamente vestita di nero, piegata praticamente in due, era molto ingobbita, e che stava trascinando una cassetta di legno attaccata a una corda con dentro della legna, delle sterpaglie. Io istintivamente sono saltato giù da questo trattore che viaggiava piano, sono andato per aiutare questa signora, per aiutarla, pensando di aiutarla, e lei mi ha guardato in modo un po' sorpreso, un po' non lo so, quasi in modo severo, era tutta sudata e non voleva essere aiutata, e mi aveva detto qualche cosa nella sua lingua carnica, ma ho poi capito che in pratica non aveva bisogno di aiuto, non si piangeva addosso, voleva reagire a quello che stava succedendo, e questo mi ha fatto molto riflettere, perché in lei e in questo ricordo è tutto quello che poi mi è passato nel tempo sul carattere dei friulani, che io amo tantissimo proprio per quell'esperienza che ho fatto. Qual è stato il tuo rapporto con la popolazione terremotata? Hai mantenuto rapporti con loro anche negli anni successivi? Allora, per quanto riguarda il rapporto con le persone terremotate, come ho già forse anticipato nella domanda precedente, diciamo che è stato proprio quello che mi ha colpito è il loro orgoglio e la grande voglia di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Questo l'ho visto lì a Cavazzo Carnico, ma l'ho anche visto poi successivamente negli altri paesi vicini. E poi sì, sono andato in quelle zone poi negli anni successivi, in tutte le varie donate che ci sono state in Friuli, ho voluto andare ancora in quei paesi, Gemona, Osoppo, Buia, e Tarcento, e tutti questi paesi che sono tantissimi, che me li ricordo, e ho voluto andarci con mia moglie, che è quella che sarebbe poi diventata mia moglie, e ho visto la ricostruzione che è stata fatta, cosa da non credere, che dovrebbe essere un esempio, una pietra miliare per tutte le tragedie che succedono, che sono successe anche in altre parti d'Italia, e penso che se tutti affrontassero delle tragedie umane come lo hanno saputo affrontare i friulani, avremmo un mondo migliore. Ritieni che anche oggi ci potrebbe essere una mobilitazione volontaria come quella che misero in campo gli alpini 50 anni fa? Ritengo assolutamente che è una cosa molto positiva. Quello che rovina tutto oggi è la burocrazia e il fatto di voler escludere i volontari se non selezionati attraverso 1000 gabole, 1000 difficoltà, perché tanta gente istintivamente ha voglia di collaborare, ha voglia di partecipare, lo fa perché è normale, è nel cuore delle persone, che però vengono raffreddate, vengono allontanate, vengono lasciate
in disparte come se fossero degli incapaci, perché oggi se non c'è una super specializzazione, se non hai addosso una divisa che costa 3.000 euro, se non sei un super specializzato non puoi più partecipare, e questo è un grave danno, perché se è vero che poi in alcune situazioni ci possono essere delle parti che siano riservate a persone veramente preparate, ma è altrettanto vero che tanti servizi che possono essere come la logistica, possono essere come servizi di altro genere di supporto, potrebbero essere benissimo lasciati anche alla popolazione che ha voglia in quel momento di dare una mano. Grazie.